Per la seconda giornata del campionato Under 14 di Elite si affrontano Vigor Perconti e Ladispoli. I padroni di casa di mister Alessandro Loconte si schierano con Ingiugno, Margheri e Corbetta, Serrao, Morini, Rodari, Toro, Civitan, Rezzesi, Giampaolo e Istvan. Risponde il Ladispoli di Dolente con Chiappini, Bellini e Pollara, Marchetti, Aversa, De Carolis, Segoni, Chiocca, Borioni, La Rocca e Moccia. Prima emozione al 10° minuto con la Vigor in avanti da Rezzesi, il pallone per Toro, palla alta sopra la traversa. Al 15° arriva il gol del vantaggio della Vigor Perconti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone rimane lì, la Ladispoli non riesce a rinviare, il più lasso di tutti alla fine è Morini che di testa riesce a superare Chiappini per il gol che vale il momentaneo 1-0 della Vigor sul Ladispoli. Al 17° arriva la pronta risposta da parte della Ladispoli con Chiocca che serve Segoni il tiro, la risposta da parte di Ingiugno, ma poi il più lasso di tutti è ancora Chiocca che mette dentro il gol del momentaneo pareggio della Ladispoli, che trova quindi subito il gol dell'1-1. Al 19° splendida azione in contropiede della Ladispoli con il pallone per Chiocca sulla destra, il lancio sulla sinistra per Segoni che scatta, entra in area con il destro, batte il portiere avversario Ingiugno per il gol del 2-1, vantaggio quindi del Ladispoli. La Vigor Perconti prova a reagire, qui il colpo di testa di Rezzesi che libera Giampaolo, il tiro in porta, Chiappini si distende e para. La Vigor prova a reagire sui sviluppi di un calcio d'angolo, ci prova Morini da pochi passi, colpo di testa fuori di poco. Al 28° arriva per il gol del 2-2, il lancio in profondità di Istvan per Rezzesi, il pallonetto che supera Chiappini con la formazione di casa che trova così il gol del 2-2 quando siamo giunti al 28° nel corso del primo tempo. Al 29° ci prova De Carolis da fuori con il pallone che termina di poco a lato. Al 30° ancora splendida azione corale da parte del Ladispoli con Segoni sulla destra, il pallone al centro per Chiocca che anziché tirare serve ancora al centro per l'accorrente Borioni che deposita così in rete il gol del nuovo vantaggio del Ladispoli. 3-2 al 30° del primo tempo. Con le immagini andiamo alla ripresa, in avvio ancora Ladispoli pericoloso. Batti e ribatti, ci prova prima Borioni, poi Chiocca con la Vigor Perconti che si salva in corner. Al terzo sui sviluppi del calcio d'angolo, colpo di testa da parte di Chiocca da buona posizione, quello del pallone che termina sul fondo. Al 13° ancora Ladispoli in avanti, il pallone per Borioni, il tocco a superare Ingiugno, il pallone però batte sul palo. Poi la Vigor si salva, ancora Ladispoli al 15° con Borioni, l'acrobazia, splendida qui la risposta da parte di Ingiugno che devia. Al 17° si va a vedere la Vigor Perconti con Istvan, il tiro a giro, la risposta da parte di Chiappini. Poi ancora la Vigor nel finale che prova il tutto per tentare il pari. Al 31° il tiro della distanza da parte di Spaziani con Chiappini che para a terra e poi al 36° nel recupero ci prova anche Niggi con il sinistro, palla alta sopra la traversa. E questa è l'ultima emozione prima del triplice fischio finale del direttore di gara con il Ladispoli che batte in trasferta la Vigor Perconti per 3-2 e raggiunge così quota 6 in classifica frutto di 2 vittorie in altrettante partite di campionato.